temporale di circa 50 anni. Passiamo dalla rivoluzione francese alla fine dell'epopea napoleonica, attraversando il periodo del terrore. È un capo che fa un viaggio di tipo spaziale, perché parte dai paesi anglosassoni, l'America, l'Inghilterra, arriva a Parigi. Da Parigi si sposta a Versailles, e Versailles, che era il centro propulsore delle mode nel XVIII secolo, diventa appunto diventa moda in tutto l'Occidente civilizzato. E poi è un viaggio di tipo concettuale, perché parliamo di un capo che da biancheria intima diventa abito formale, da diciamo indumento per i bambini diventa un feticcio sexy per adulti, e nello stesso tempo da divisa elitaria diventa fenomeno di massa. Quello che è il ritratto che ha sdoganato la moda della chemise, cioè appunto il ritratto della reina Angol, la regina in abito di mussola di cotone leggero, Gol, che tra l'altro è un termine non francese ma che si usa solamente nelle Antille, da cui vedremo la chemise proviene. Questo quadro, quando fu esposto al Salon du Louvre nel 1783, destò grande scalpore, grande scandalo, non solo appunto fra la nobiltà, ma anche fra il popolo, fra la borghesia, fra gli accademici e gli artisti, perché venne considerata una rappresentazione indecente di una regina in stato di seminutità. Che cos'è che evocava la natura intima di questo ritratto? Intanto il contesto bucolico, no? Una donna che è colta nel suo passatempo preferito, cogliere le rose, con un cappello di paglia, vestita come neanche una servetta si sarebbe fatta vanto di vestire, quindi con una chemise, che è il capo di biancheria intima principe del XVIII secolo, indossato indifferentemente da uomini e da donne. La regina, ponendosi al di sopra dell'etichetta, indossa questo capo in un ritratto ufficiale, e quindi in qualche modo promuove una sottoveste ad abito. Ecco, noi possiamo notare quella che è l'eversività forte di questo ritratto se lo paragoniamo con un ritratto della medesima pittrice ma di 4 anni prima, sempre di Vigée Lebrun, Marie Antonietta e Robe de Cour. La Robe de Cour, quindi qui vediamo, sono rispettati fedelmente quelli che sono i canoni del ritratto ufficiale, dello status portrait, del ritratto di esibizione di status. Quindi vediamo da una parte la corona, dall'altra il mantello gigliato, e poi Maria Antonietta è vestita assolutamente con un abito di corte che era codificato dall'epoca di Luigi XIV, quindi nella Versailles di circa un secolo prima. Che cosa prevedeva la robe de cour? Intanto il corsetto steccato che creava il vitino da Vespa, poi chiaramente la scolatura in bateau che metteva generosamente in vista il seno come era prescritto dalle Roi Soleil, dall'aggressore, le maniche alla Petite Bonson con questi ranghi di pizzo sovrapposti, ma soprattutto i paniere che erano queste strutture interne che allargavano la gonna in senso orizzontale e che quindi facevano in modo che la parte inferiore del corpo femminile fosse occultata e fosse stravolta. In realtà la parte inferiore del corpo femminile sembra un quadrato, è un'astrazione geometrica,